Vanno i cavalli della sesta corsa, una condizionata che vede il ritiro di voltaggio. Sono in 10, 2 Velox Mail, 3 Winner Best, 4 Tay2R, 5 Rasa Bucks, 6 Vimper Pink, seconda linea, 7 Rotocat, 8 Visipan, 9 Vassallo, 10 Seduttore Park, 11 Val Gardena Jet. Scuderia fra Rotocat e Vassallo, favori per Rasa Bucks numero 5, Ciro Ciccarelli. Subito Rasa Bucks veloce al comando contro Velox Mail. Winner Best rimane all'esterno, a largo anche Seduttore Park, ben partito ma rimane però in terza ruota, poi va in scia a Winner Best che è rimasto all'esterno, 200 metri in 15,5 in vantaggio quindi la favorita Rasa Bucks su Velox Mail, all'esterno rimane Winner Best. E se ne vanno i primi 400 metri di gara completati in 31,4. Terza posizione lungo la corda per Rotocat che precede Vassallo. Via via tutti gli altri. Insiste all'esterno Winner Best che raggiunge il sediolo di Rasa Bucks, la avvicina, la copre quasi interamente al completamento dei 600, mentre la sua scia, nella sua scia c'è Seduttore Park che anticipa in terza corsia tentativo di Viper Pink. C'è un allungo deciso al passaggio davanti alle tribune, anche Val Gardena Jet scatta, va in quarta ruota anticipata da Vassallo, 1-3-2 gli 800 ma 14-9 davanti alle tribune. Rasa Bucks si impegna ora per controllare Seduttore Park e anche Val Gardena Jet che dopo un chilometro continua in quarta ruota. Più indietro Vassallo, mentre lungo la corda c'è sempre Velox Mail che si trascina Rotocat, in coda invece Tay2R. Siamo a 400 dalla conclusione con Rasa Bucks in vantaggio, Velox Mail in seconda posizione, poi all'esterno rimane Seduttore Park. 300 alla conclusione, sposta dalla corda Velox Mail che va all'attacco di Rasa Bucks, completamento della piegata, c'è anche Rotocat che si inserisce all'interno, ultimi 120 metri di gara con Rasa Bucks che prova ad allungare su Velox Mail. Rasa Bucks nel finale controlla e vince su Velox Mail, terzo posto per Rotocat. 1-16-1, 29-1 a chiudere per Rasa Bucks che bissa così il successo dell'ultima uscita in analogo percorso di testa. In sediolo Ciro Ciccarelli per conto di Andrea Vitaliano. Andiamo a vedere le fasi finali, quota davvero bassa, 1,34, vittoria comunque subito in cassaforte con una partenza che le ha permesso di scivolare subito in testa. Corre bene anche Velox Mail che nel finale guadagna qualcosina ma deve accontentarsi del secondo posto, mentre al terzo chiude Rotocat. Quelli che si erano messi primo, secondo e terzo alla corda sono arrivati a casa. Naturalmente dura per i cavalli all'esterno che sono calati alla distanza.